È una Golf Serie 5 nera, ammaccata, ma molto ammaccata. Se qualcuno sapesse qualcosa di contattarmi o comunque di contattare le autorità. Un appello che oggi trova risposta, quello di Thomas Ceskin. È stato infatti identificato dopo un'indagine lampo dei carabinieri di Vittorio Veneto, il pirata della strada, che la notte del 10 agosto in via Schiratti a Pieve di Soligo è uscito di carreggiata con la sua auto tamponando violentemente la Ford Focus di Ceskin con a bordo anche un suo amico. Pochi minuti di paura e terrore, le 4 frecce dell'auto pirata, una breve sosta e poi la fuga nell'ombra della notte. Così aveva raccontato ai nostri microfoni. Biondo sul 20 anni, all'interno della macchina ho visto del fumo, quindi probabilmente è scoppiato l'airbag. Sono bastati pochi secondi di lucidità a Ceskin per fotografare mentalmente alcuni dettagli fondamentali che hanno portato, insieme alle immagini di videosorveglianza della zona, all'identificazione del pirata. Ha 22 anni, è di origine marocchina ed è dimorante nel vittoriese, ma soprattutto è senza patente di guida mai conseguita. Una mancanza che forse ha mosso il giovane dopo l'incidente a spingere il piede sull'acceleratore e sparire nella notte.